La diocesi di Padova non ha fatto attendere la sua risposta e replica Don Marino Ruggero, l'ex parroco di San Lorenzo di Albignasego, che dopo essere stato allontanato dalla comunità per comportamenti non conformi al celibato ha minacciato di rivelare i nomi di sacerdoti pedofili. Il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, attraverso una nota ufficiale, ha invitato Don Marino Ruggero a dargli conto delle accuse da lui mosse affinché possa vagliarne l'attendibilità e valutarne le successive azioni di sua competenza. Il vescovo ha richiamato l'ex parroco di Albignasego alle responsabilità che si è assunto con le sue dichiarazioni e all'opportunità di rivolgersi alla procura se effettivamente è in possesso di prove. Le dichiarazioni di Don Marino Ruggero, ha scritto Monsignor Cipolla, oltre a essere altamente lesive della reputazione della Chiesa di Padova, distraggono l'attenzione dai fatti che lo riguardano e li amplificano. L'auspicio della Curia è che la discussione del procedimento canonico che riguarda Don Marino Ruggero torni nell'unico luogo deputato, ovvero il Tribunale Ecclesiastico Diocesano, sul cui lavoro il vescovo ripone piena fiducia.